Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro di presentazione alla tifoseria e alla comunità di Venezia e di Mestre del nuovo stadio della città di Venezia. E sono piacevolmente sorpreso di vedere tanta gente, una platea così forte e importante, e questo è senza dubbio un indice di quanto l'argomento che oggi affrontiamo è un argomento di forte interesse e che soprattutto nell'ultimo periodo sta interessando, oltre alla stampa locale, comunque anche la tifoseria e la comunità della città di Venezia e di Mestre. Oggi affrontiamo questo tema del Bosco dello Sport e dello stadio cercando di fare un ulteriore passo in avanti rispetto alla conferenza stampa che c'è stata qualche tempo fa al municipio, al comune di Venezia. Lo faremo cercando di approfondire un po' la tematica del Bosco dello Sport e dello stadio, guardando anche quelli che sono gli impatti futuri che questo nuovo progetto, o comunque che gli impianti che verranno realizzati avranno sulla comunità e sul territorio. E quindi per questo abbiamo invitato oggi dei relatori che sicuramente sapranno aiutarci nel capire, nel comprendere quale prospettiva futura abbiamo in relazione allo stadio e al Bosco dello Sport. La presenza di così tanta gente è indice appunto dell'importanza dell'argomento, e per questo devo senza dubbio ringraziare l'Unionista, l'associazione che nelle persone del vicepresidente Gianluca Maschera e del presidente Emanuele Rigato, che hanno avuto la capacità di percepire l'esigenza di avviare una discussione trasversale e quanto più democratica in riferimento a questo nuovo progetto, superando un po' quella che è stata l'enorme discussione sullo stadio sì, stadio no, anche superando quel romanticismo che tanti hanno e che è un legame con il penso importante. Io sono uno di quelli, però bisogna ad un certo punto superare questo impasse e cominciare a ragionare al futuro. Quindi devo per forza di cose ringraziare la sensibilità del presidente e del vicepresidente. Passerei appunto la parola al presidente che per i saluti istituzionali e per fare anche una presentazione oggi di quella che è l'associazione L'Unionista PS, che è un po' un battesimo oggi per la nostra associazione e per il futuro e per quello che si propone di essere Grazie Nicolò, da qui al futuro. anche perché hai rotto il ghiaccio tu, quindi benissimo così. Allora, buonasera a tutti, anch'io molto sorpreso da questa grandissima partecipazione, però come ha detto Nicolò è evidente che il tema è un tema che soprattutto la nostra comunità aspettava da tanto tempo, da tanti anni, decenni. Io desidero ringraziare come presidente a nome della nostra associazione il Comune di Venezia, in particolare Andrea Tomaello che è il vice sindaco e assessore allo sport, e Matteo Seno, il consigliere delegato allo sport della città metropolitana, perché oggi ci hanno concesso di organizzare questa importante conferenza di presentazione ai tifosi del nuovo stadio nel Bosco dello Sport. Un ringraziamento speciale anche ai nostri relatori, a Silvia Prandelli, senior principal di Populus, e Cristian Celoria, partner di PwC, per aver accolto il nostro invito e per essere oggi protagonisti di questo importante approfondimento. Ma grazie anche a tutti voi così numerosi oggi a partecipare a questa conferenza. Noi siamo una giovane associazione nata nel 2024. Abbiamo scelto di chiamarci L'Unionista, oltre che per ragioni identitarie derivanti dalla nostra storia, anche perché attraverso le nostre attività associative vogliamo unire le varie anime del tifo arancio-nero-verde, nel dialogo con le istituzioni e la società sportiva Venezia FC, con l'obiettivo di diventarne l'interlocutore formale. Lo scorso anno ci siamo costituiti formalmente come AFPS, qui potete vedere un po' anche qual è la nostra organizzazione, e ci siamo strutturati, ci siamo dati dei ruoli e abbiamo iniziato ad aprire anche attraverso la campagna cittadina la nostra associazione. Oggi siamo abbiamo circa 100 associati, quindi stiamo facendo un bel percorso.
E abbiamo iniziato il nostro cammino 2 stagioni fa, producendo e distribuendo allo stadio e attraverso i nostri canali social il match program ufficiale del Venezia FC. Abbiamo iniziato un dialogo con il comune di Venezia, soprattutto con appunto Andrea Tomaello, facendo i primi incontri. Quello di oggi è sicuramente un primo incontro di approfondimento, ma anche con la stessa società di calcio Venezia FC. E questa nostra storica conferenza rappresenta il primo momento di questo percorso che vogliamo fare, di questa tappa importante, che però per il nostro progetto è fondamentale assolutamente ampliare il più possibile la base associativa. Infatti vi chiederemo alla fine di questa conferenza, se lo ritenete insomma di vostro gradimento, di associarvi alla nostra associazione per dare un contributo e per fare in modo che questa non sia una unica tappa, ma una prima tappa di approfondimenti su temi che per la tifoseria sono temi importanti e sicuramente che meritano l'attenzione non solo delle istituzioni ma anche del tifoso, perché noi dovremmo proprio rappresentare il tifoso. Io farei a questo punto un in bocca al lupo al nostro moderatore, che è il segretario dell'associazione Nicolò Bianna, al vicepresidente anche Gianluca Maschera, che rappresenterà in questo tavolo appunto la tifoseria, quindi darà questo importante punto di vista. E una buona conferenza a tutti e grazie. Chiamo a fare un saluto anche Matteo Senno, consigliere del Comune di Venezia e consigliere delegato allo sport della città metropolitana. Buonasera a tutti. Prima di tutto porto i saluti e i ringraziamenti dell'amministrazione comunale tutta per questa serata veramente importante. Ringrazio e saluto soprattutto l'unionista, tutto lo staff, ma anche i nostri ospiti che abbiamo il piacere di avere qui con noi. Ringrazio anche l'M9 per aver contribuito e aver messo a disposizione questa sala. È una serata importante perché siamo alla fine di un percorso, quello amministrativo, e all'inizio di un nuovo percorso, quello per la realizzazione dei lavori del nuovo stadio. Un nuovo stadio che fin dalla campagna elettorale, quando si è insediata questa amministrazione, avevamo promesso alla cittadinanza. Uno stadio che abbiamo inserito nel documento unico di programmazione non come operazione pubblicitaria, ma perché ci credevamo e ci crediamo davvero che uno stadio nuovo, moderno, sostenibile e confortevole serva alla città, serva ai tifosi, serva ai cittadini. Bisogna fare una premessa. Io sono un grande tifoso, ogni 2 domeniche sono sempre allo stadio al Penzo ed è veramente un'esperienza unica e irripetibile che ogni persona consiglio di fare almeno una volta nella vita. C'è una specificità che Venezia ha ed è veramente unica nel suo genere, però per crescere come città, come opportunità di sviluppo economico, come società sportiva, siamo Venezia, dobbiamo competere e guardare con i più grandi top club europei e mondiali. C'era bisogno di una nuova casa, di un nuovo stadio che sia vivibile 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Questo perché è dal 1950 che si sente parlare del nuovo stadio. Questo perché il Penzo è il secondo stadio più antico d'Italia ed è uno stadio che non è realizzato su strutture in cemento, ma bensì in tubi innocenti, quindi doveva essere uno stadio di momentaneità ancora all'epoca. Siamo nel 2025 e finalmente, so che qualcuno ancora non ci crede e aspetta di vedere lo stadio realizzato, ma finalmente ci siamo riusciti con un percorso complesso a ostacoli ad arrivare ad costruire quello che sarà il bosco dello sport, quindi stadio, arena, ma anche tutta una parte di attività ludica, di intrattenimento che servirà ai nostri ragazzi per vivere una parte della città che sicuramente avrà uno sviluppo economico, sociale, culturale, sportivo fondamentale, che permetterà di crescere proprio come città metropolitana, ma anche come regione. E l'interesse che si è ventilato in questi giorni
di società importanti come l'Imoco, che ha fatto dichiarazioni sulla volontà di giocare prossimamente nella nuova arena, è il termometro di quanto servano nuove strutture non solo per il calcio ma anche per tutti gli sport del nostro territorio, e anche per svolgere concerti, convegni internazionali e per svolgere tutto quello sport quotidiano che si svilupperà attorno a queste due strutture. Venezia merita i più grandi palcoscenici al mondo e quindi dobbiamo sognare. Noi speriamo che il nuovo stadio sia un punto di partenza e non un punto di arrivo, quindi forza Unione, l'Unione fa la forza e buon convegno a tutti. Prima di proseguire abbiamo previsto un regalo da parte dell'unionista all'amministrazione, un leone dell'architetto Baratella che il nostro presidente Regato consegnerà al consigliere Senno. Allora, cominciamo ad avvicinarci ai lavori. Oggi parliamo appunto di quello che sarà il futuro con questi nuovi impianti e ne parleremo col vice sindaco Andrea Tomaello, nonché assessore allo sport. Ne parleremo anche con Silvia Brandelli, che è senior principal di Populus, studio che ha curato la creazione di questa nuova arena. Sarà poi previsto un intervento di un volto noto alla tifoseria del Venezia Mestre, che è quello di Gianluca Maschera, che darà una visione o comunque cercherà di spiegare quelle che sono le aspettative della comunità in riferimento al nuovo stadio. E poi c'è l'importantissimo intervento di Cristian Celoria, che ci spiegherà, cercando di contestualizzare un po' quella che è la situazione attuale in Italia, quelli che sono gli impatti del nuovo stadio e quelli che potrebbero essere i nuovi impatti del nuovo stadio di Venezia. Prima di proseguire però ricordiamo che al termine della conferenza vi aspettiamo tutti a un aperitivo gentilmente offerto dai nostri sponsor. E detto ciò, ci avviamo nella discussione con un contributo video che ha preparato l'unionista. Dalle nostre origini abbiamo creato la nostra storia, che cammina senza fermarsi attraverso le nostre strade ed i nostri ponti che ci portano verso il futuro, per creare nuove radici ed una nuova era, fatta di emozioni e speranze, ma con la stessa passione per la nostra nuova casa, dove batterà forte il cuore dell'Unione.
in regia e sta controllando tutte le cose. Allora niente, partiamo parlando del Bosco dello Sport, lo facciamo con il vice sindaco Tomaello. Andrea, come stai? Intanto come va? E volevo chiederti, sei andato a vedere ultimamente i lavori, come procedono? Intanto grazie e buonasera a tutti. Fate vedere il video lunedì in spogliatoio prima della partita, che magari si carica un fiato di più. No, complimenti davvero a chi l'ha fatto e complimenti all'associazione per aver organizzato questo momento di... Io penso sempre che diffondere la cultura arancio-nero-verde è qualcosa che, soprattutto visto che adesso che siamo in Serie A, spero di rimanerci, serve a questa società. Bosco dello Sport è un progetto ambizioso, lo diceva anche Matteo Senno prima, non è solo uno stadio, ma è uno stadio, un palazzetto e tutta un'area verde. Non so se vuoi che facciamo slide, però io giusto per inquadrare velocemente, cerco di fare veloce perché dopo c'è anche l'aperitivo, di fare velocemente un inquadramento su quello che è il progetto del Bosco dello Sport, in maniera che sia chiaro. Dopo ci sono delle slide in più perché questa presentazione era stata fatta per la stampa ancora tempo fa, però insomma grosso modo ripercorre tutto. Provo a schiacciare, vediamo se... Eccolo qua. Allora sono, tre, in sintesi: stadio, come sapete, da 18.500 posti, un'arena palazzetto a 10.000 posti, un'area attrezzata multidisciplinare. Cosa vuol dire? Vuol dire che in tutta l'area boschiva, in tutta l'area del Bosco dello Sport verranno realizzati dei playground, si chiamano così adesso, campetti da basket, da calcetto e da altro, in maniera che si possa anche usufruire, liberi al pubblico, libero accesso, in maniera che si possa usufruire durante tutta la settimana. 6,5 km di viabilità interna. Se sono passato lunedì la strada che parte dalla rotonda dell'aeroporto, che vedete che poi dovrebbe tagliare fino alla tangenziale, diciamo, è già stata asfaltata e hanno già iniziato a piantare anche gli alberi, quindi su quella siamo anche a buon punto. Piste ciclabili, naturalmente ci sarà un collegamento non solo all'interno del Bosco dello Sport ma anche con tutta la rete ciclabile. Adesso tra poco partiranno i lavori anche alla pista ciclabile, quella da Campalto Tessera, ma poi naturalmente un domani si potrà arrivare in bici anche dal centro di Mestre. E la nuova stazione ferroviaria, che non è un intervento all'interno del progetto del Bosco dello Sport, perché è un intervento che sta facendo ANAS e governo, propedeutico alle Olimpiadi, anche se probabilmente ritarderanno di un po'. Comunque è stata prevista la stazione ferroviaria. Ambiente, stazione ferroviaria confermata al Bosco dello Sport, quindi domani ci si può arrivare anche in treno. Ambiente, 116 ettari di area boschiva e verde, 100.000 nuovi alberi. Dal progetto precedente eliminati 600.000 metri quadri di cemento, chiamato così volgarmente cemento, ma i progetti precedenti che molti di voi conoscono prevedevano centri commerciali, hotel, insomma tutta quelle attività che un privato necessitava per fare business o comunque rendere il progetto sostenibile. Il budget è di 319 milioni di euro, 93 da fondi governativi e l'altra parte tra avanzo e mutuo del comune. Lo stadio, abbiamo detto, lo stadio sarà naturalmente UEFA 4, che è la categoria più alta che c'è tra le categorie dell'UEFA. Se guardate anche su Wikipedia, insomma, ci sono tutte le categorie, ovvero UEFA 4 può arrivare a fare campionati naturalmente nazionali e campionati internazionali, cioè fino a semifinali di Champions League. Non puoi fare naturalmente finali di Champions League, ma non può farla neanche San Siro, come abbiamo visto di recente, e non puoi fare i mondiali se mai saranno ospitati in Italia. Però ha tutte le caratteristiche per l'UEFA 4 fino al massimo a semifinali di Champions League. Naturalmente predisposizione anche per campo da rugby, se magari qualche partita nazionale e quant'altro, grandi eventi e concerti. Non so se c'era altro, no vabbè, questo era solo un dettaglio, però non penso che interessi, che era sulla divisione dei posti, non ho quella delle curve e quant'altro, magari non so se lo avete voi, ma insomma sono vari, perché naturalmente all'interno dello stadio sono previsti gli skybox, i beach view, tutte insomma queste cose che in alcuni casi ci sono già, penso,
in alcuni no. Le altre slide in verità non questi sono alcuni rendering. C'è l'Arena che naturalmente anche quella, campionati basket, pallavolo, tennis e altro, oltre che concerti e quant'altro. Quelle sono 2 foto sulla destra ad aprile, però stanno già iniziando a montare anche i tiranti, diciamo, per sostenere quell'anello centrale, quindi insomma se passate lo vedete già in alto, ecco. Altre cose, ma queste sono domande frequenti, diciamo, che avevo per alcune sollecitazioni che erano arrivate. La parte più, quella a sinistra, ho raccolto alcuni episodi che ci sono stati negli ultimi anni di squadre che sono andate fuori dal nostro comune per giocare per mancanza di infrastrutture. Molti di noi ricordano il Venezia quando siamo andati a Portogruaro, siamo andati a Ferrara anche 3 anni fa a fare la Coppa Italia, per fortuna dopo campionato siamo riusciti a fargli al Penzo e quant'altro. La prima proposta risale, come ha detto anche Matteo prima, agli anni 50. Io ho letto anche un articolo in conferenza stampa del comune di un giornale che avevo trovato in cui si diceva negli anni 50 ma questo sarà l'ultimo campionato che facciamo al Penzo, poi ci spostiamo. Ve lo mando se volete, perché è simpatico quell'articolo là. Poi ci sono stati vari progetti, alcuni probabilmente molti si sono dimenticati. Quello di Zapparini lo conoscono tutti, addirittura col tetto così. L'altro progetto nel 2006 era sempre un'idea, poi c'era quello di Tacopina, ultimo, che però non aveva nessuna base, infatti si è fermato subito. C'era anche un progetto che molti dimenticano di uno stadio da 80.000 posti per le Olimpiadi di Venezia 2020. Venezia fece la richiesta di candidatura per le Olimpiadi del 2020 assieme a Roma, che poi vinse Roma, e poi Roma si ritirò e andò a Pechino, non mi ricordo dove era, insomma, ecco. Quindi c'era stata anche quella cosa là. Qua abbiamo fatto un punto sui privati, il pubblico, però domani ne parleremo, e l'Italia quanto investe sugli impianti sportivi, che è un dato abbastanza impietoso. Basta, non ho altro, torno magari qua dopo, Mariano, altro. Io mi fermerei qua, dopo se vuoi entriamo nel particolare con altre cose. L'ultima cosa che dico è sullo stadio. È stato approvato il progetto definitivo, che l'avete visto qualche settimana fa. In ritardo, dico perché tanti chiedevano continuamente quando viene approvato lo stadio. C'è stato un piccolo ritardo, primo per il cambio di finanziamento che c'è stato in corsa insieme alla città di Firenze, che molti ricordano. Secondo, perché fare uno stadio di calcio, magari loro lo sanno meglio di me, non è così semplice. Per lo stadio di calcio ha il tema sicurezza, tifosi ospiti, quant'altro, quindi deve avere tutte le pareri della questura che siano conformi, che ti dicano come entrano i tifosi ospiti, come escono. Infatti sul nuovo stadio, adesso là forse si vede poco, c'è una passerella che permetterà l'accesso dei tifosi ospiti senza interferire con l'accesso dei tifosi locali, diciamo. Quindi i tifosi locali possono girare attorno, tifosi ospiti entrano dall'altra parte. E c'è tutto questo tema di sicurezza, quindi queste cose qua. Poi c'è il parere del CONI, che comunque non è un parere così semplice da avere. Quindi insomma c'è stata una parte burocratica molto importante che ci ha portato ad avere l'approvazione di recente. Adesso l'area è più o meno cantierizzata. Io sono stato qualche settimana fa, ho visto che l'azienda aveva già portato quantomeno alcune cose. L'area è cantierizzata, adesso stanno facendo la seconda parte burocratica, e burocrazia in Italia non finisce mai. Che però diciamo è propedeutica all'inizio dei lavori, quindi è una cosa minima, e penso che nel giro di un mese poi iniziano con i lavori, ecco. Fine lavori ho messo là, c'è scritto 2027, in teoria si spera primavera 2027. È un progetto ambizioso, la speranza adesso di tenere testa, controllare che i lavori vengano fatti bene, ma le aziende sono, devo dire, assolutamente serie, loro stanno facendo progetti in tutto il mondo tranne che in Italia. Questo è l'unico che fanno in Italia, e quindi sarà da seguire i lavori e sperare che finiscano nei tempi. Tutto molto chiaro. L'unica cosa che sento un po' che c'è la necessità di conoscere riguarda le procedure di affidamento della gestione degli impianti, nel senso che noi quasi tutti credo diamo per scontato che all'interno dello stadio ci giocherà la Venezia e all'interno del palazzetto ci giocherà la Reyer.
è una cosa che ad oggi non si può dare per scontato, nel senso che le procedure di affidamento non si sono ancora concluse. A che punto siamo? E soprattutto, legandomi a quello che diceva il consigliere Senno e all'interessamento dell'Imoco Volley, penso, è contemplata una situazione di coabitazione all'interno degli impianti? L'Imoco è una cosa che è uscita oggi sui giornali, un po' scherzando con qualche giornalista, perché loro hanno, parliamo di pallavolo, quindi lasciamo perdere calcio e basket delle parti di Treviso, che semmai vanno da altre parti a giocare vanno qua, ma pallavolo, l'Imoco è un movimento, devo dire, veneto quasi, perché ha una ricaduta, un appeal che supera i confini di Conegliano. Giocano al Palaverde, hanno fatto sold out per l'80% delle partite, e loro hanno, così rispondendo a un giornalista, hanno lanciato l'idea: ma si potrebbe fare qualcosa. Io ho risposto dicendo ben volentieri, un movimento come la pallavolo che è radicato molto anche nel nostro comune, l'impianto ha 10.000 posti, dobbiamo fare eventi adesso, quindi insomma loro hanno colto un po' il progetto, e quindi si può parlare. La coabitazione può esistere, ma dopo dipende. Adesso io non so se loro, non penso loro vogliano fare campionati, loro vorranno fare sicuramente penso, immagino, qualche partita di cartello, qualche finale di Final Four di Champions League. Non sono un grande esperto di pallavolo, quindi non so bene come funzioni, ma fare qualche Final Four di Champions League o qualcosa nel nuovo impianto, e penso che la nostra città possa essere, insomma, un piacere averli, perché tutte le vittorie che stanno facendo, oltre ad essere un modello sportivo, è qualcosa di bello. Ma se ne parlerà quando sarà il momento, quando l'arena sarà pronta e quando ci sarà un gestore. Come dicevi, la gestione, anche là, giusto per chiarire, c'è una gara pubblica in corso fatta secondo il codice degli appalti e il codice dei contratti. Si svolge in 2 fasi. La prima fase è una fase, diciamo, aperta, dove le società potevano partecipare. Noi abbiamo fatto questa, diciamo, bando per 3 impianti. Noi adesso uno è lo stadio, uno è l'arena, il palazzetto, il terzo è il palazzetto all'ex Camposinti, che è un palazzetto da 1000 persone che sarà pronto per fine anno. A tutti questi 3 impianti hanno partecipato 3 soggetti, uno per impianto, quindi Palasinti, chiamato Palasinti in gergo per velocità, ha partecipato il Mestre basket e il Fenice Mestre calcio a 5. Per l'arena ha partecipato la Reyer, per lo stadio Venezia Calcio. Hanno presentato delle domande molto corpose, hanno fatto delle interlocuzioni con una commissione esterna di gara. Adesso posso dire, perché è una cosa di questi giorni, la commissione ha valutato positivamente tutti e 3 i progetti, quindi ha, diciamo, passato la palla al Consiglio Comunale o alla Giunta del Consiglio Comunale per valutare l'interesse pubblico di questi impianti. Quindi la commissione ha finito, diciamo, la prima fase, ha valutato positivamente le proposte, che poi io non ancora neanche io so come sono fatte, ma lo vedremo prossimamente. Adesso si andrà in commissione Consiglio Comunale, dove verranno poi spiegate le proposte, e poi si aprirà la seconda fase, sempre se il Consiglio vota favorevole, perché non si sconta. La seconda fase invece sarà quella, diciamo, aperta di nuovo al pubblico, per capire se ci sono proposte migliori rispetto a quelle già presentate. E ci potrebbe essere qualcuno che vuole presentare una proposta migliore o qualcuno no, vedremo. Insomma, il tutto si spera di concluderlo entro settembre e dare l'affidamento ai 3 anni. Quindi per ora io, nonostante sia di parte, dico è lo stadio del Comune di Venezia in questo momento. Ok, grazie Vice Sindaco. E passiamo ora ad analizzare più nello specifico lo stadio. E non potevamo non chiederlo a chi lo stadio l'ha concepito e sostanzialmente studiato fin dalle fondamenta. Abbiamo chiamato e abbiamo la fortuna oggi di avere qui con noi Silvia Prandelli, che fa parte di Populus, quindi ti chiederei anche di spiegare alla platea chi è Populus e poi di illustrarci quelle che sono le linee di questa nuova cattedrale laica del tifoso, mi piace chiamarla così, evidenziando anche, visto che è noto che
che i moderni stadi o comunque i moderni impianti sportivi debbano rispettare e rispondere anche ad esigenze di polifunzionalità. Quali sono le diverse o i diversi modi di attivazione, mi parlavi di attivazione nel gergo tecnico, di quello che sarà il nuovo stadio? Grazie a tutti, è sicuramente un piacere essere qui tutti insieme stasera, grazie dell'invito. Vi inizio a raccontare la storia di Populus brevemente. Populus nasce come studio che si occupa di intrattenimento a 360 gradi, la maggior parte delle persone ci conosce per i nostri interventi per quanto riguarda l'architettura sportiva, più nello specifico su stadi e palazzetti dello sport, o come li chiamiamo noi in gergo arene. In realtà lo studio è una combinazione di esperti nella tematica dell'intrattenimento. Abbiamo dei settori che sono specializzati nella generazione di ricavi di tutte le opere che noi andiamo a progettare. Ci sono dei gruppi specialistici su tutti i contenuti audiovisuali nelle opere che andiamo a progettare. Abbiamo esperti del paesaggio, abbiamo anche gruppi che studiano quello che definiamo placemaking, cioè andiamo a fare dei sondaggi sul territorio per capire esattamente che cosa devono includere i nostri spazi e le nostre progettazioni. Siamo 1500 persone a livello internazionale, abbiamo più di 30 uffici, per darvi dei numeri abbiamo completato più di 3000 progetti, quindi cantierizzati e completati in questi 40 anni di attività. Abbiamo completato nel mondo degli stadi 1300 stadi di varie dimensioni, ovviamente. I più conosciuti sono i nostri 4 stadi olimpici, tra cui c'è anche Londra 2012, quindi con capienze che vanno al di sopra degli 80.000 posti, ma in realtà operiamo anche molto nel locale. Uno degli ultimi stadi che abbiamo completato, ad esempio a Londra, è lo stand del Fulham, che fa parte dello stadio di Craven Cottage, che ha una capacità molto inferiore, un numero di posti molto inferiore. Quindi per noi è molto importante iniziare il dialogo con la comunità. Lo stadio di Venezia è nato, come dicevamo prima, attraverso una procedura di appalto pubblico. Populus apre l'ufficio italiano 5 anni fa, questo è uno dei pochi appalti pubblici a cui abbiamo partecipato, fondamentalmente perché abbiamo visto un forte valore sociale nell'intervento, che non include solo il nostro stadio, ma appunto include il palazzetto dello sport, ma anche e soprattutto un master plan di 116 ettari a forte impronta di sostenibilità ambientale, possiamo dire. Non mi nascondo poi che ovviamente per noi Populus, essendo un'agenzia molto internazionale, la città di Venezia ha un eco molto importante a livello internazionale, quindi era sicuramente per noi di forte interesse. Nel nostro percorso abbiamo lavorato in collaborazione molto stretta col Comune di Venezia e devo dire che anche personalmente ho trovato una preparazione tecnica molto alta su un intervento molto complesso, perché comunque gli stadi in Italia ne sono stati completati pochi. La procedura di approvazione degli stadi in Italia è complessa perché le municipalità e i comuni si appoggiano appunto al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, CONI, con la loro commissione della commissione impianti sportivi, quindi anche la procedura approvativa non è semplicemente locale ma è anche a livello più alto nazionale, e questo implica una preparazione da parte sia del progettista sicuramente, ma di concerto anche con le autorità, per mostrare che effettivamente si risponde a tutti i criteri e le normative che sono ad oggi fondamentalmente che governano il nostro processo. Normative che, non vi tedio, ma sono normative piuttosto obsolete, che non rispecchiano, diciamo, quello che noi vediamo a livello internazionale, e hanno
molti aspetti diciamo grigi all'interno della normativa, ed è per questo che fondamentalmente il CONI viene interpellato per andare a risolvere quelle tematiche che a livello normativo rimangono sempre molto incerte. Io chiuderei questa introduzione per farvi vedere delle immagini e per poi farvi capire meglio come è stata effettuata la progettazione dello stadio, in modo anche da darvi un'ispirazione rispetto a quello che andremo a vedere nel futuro. Lo stadio, dando delle date aggiuntive rispetto a quello che è stato discusso fino ad ora, abbiamo ricevuto approvazione sul progetto definitivo ad aprile del 2025. In Italia al momento la normativa dei contratti pubblici prevede due step progettuali principali: un progetto di fattibilità tecnico-economica, che è stato quello che è stato messo a bando, a cui segue fondamentalmente direttamente un esecutivo. Dal momento in cui il nostro bando era ancora sulla base della precedente legge dei contratti, abbiamo anche questo momento di progetto definitivo, che a noi è servito molto appunto per questo allineamento sia col Comune di Venezia che con tutti gli enti preposti all'approvazione. Il progetto esecutivo è al momento in fase di completamento, prevediamo una consegna e un'approvazione nel mese di giugno, per avere una data inizio lavori conseguente all'approvazione. Andando a livello più progettuale, per darvi fondamentalmente un'introduzione a quello che è stato il nostro approccio progettuale al tema, fin dai primi giorni in cui siamo andati a sviluppare il progetto per la gara d'appalto, era apparso chiaramente questa impronta ellittica dello stadio, che va a ripercorrersi e ritrovarsi anche in altri interventi del Bosco dello Sport. A questo noi abbiamo voluto associare un omaggio fondamentalmente alla laguna e al movimento delle onde di Lagura, cercando di rispecchiare questo movimento in una parte dell'organismo edilizio per noi molto importante, che è quella del Catino o Cavea. Populus nasce come progettista principalmente di aree di Cavea e di Catino, e questo è perché fondamentalmente per noi l'esperienza, quello che il tifoso fondamentalmente ripercorre nel momento di partita, al 90% è fatta dal Catino, il rimanente 10% ovviamente il tifoso e la tifoseria e le emozioni che vanno a creare insieme. Abbiamo parlato ovviamente del romanticismo del Benzo, uno stadio che noi abbiamo imparato a conoscere in questi anni per ispirarci fondamentalmente a ricreare una casa per i tifosi arancio-nero-verdi, e siamo andati anche a cercare di capire come migliorarla fondamentalmente questa esperienza di Catino. Quello che vedete è un Catino a tratti continuo, quindi nella parte nord, est e sud completamente continuo e connesso, e una parte ovest separata. Un altro tema che abbiamo cercato comunque di ripercorrere e includere nel nostro intervento è quello di una facciata che andasse ad avvolgere lo stadio, una facciata molto semplice e pulita, ma che andasse anche a riflettere quello che è l'intervento dell'arena, quindi con questi elementi verticali che vengono ripetuti tra le campate strutturali. Dicevamo l'attivazione. I nostri stadi moderni ovviamente sono stadi che sono innanzitutto progettati per noi su dei valori di partenza, che sono quelli della sostenibilità ambientale ma anche sociale, di tutto quello che andrà a circondare lo stadio. In questa idea di sostenibilità sociale andiamo a inserire tutto quello che sono gli eventi, non solo calcistici, che possono essere inclusi nel nostro stadio del Bosco dello Sport. Quindi ad oggi abbiamo pensato a eventi per squadre di rugby, eventi di concerti. Ovviamente la capienza dello stadio, che abbiamo detto di essere una capienza lorda di circa 18.500 posti, va aumentata in modalità concerto, perché si potrà utilizzare anche la parte del campo di circa 23-25.000 posti.
Ci sono ovviamente le offerte per quello che sono i tifosi, la tifoseria generale, anche la tifoseria più di ospitalità, però quello che per noi è importante è anche fornire quello che chiamiamo un visitor journey, quindi una sorta di viaggio all'interno del nostro stadio per tutti il migliore possibile. Abbiamo parlato anche della tifoseria ospiti, abbiamo accennato al fatto dell'esistenza di una passerella. Il motivo per cui è stata introdotta una passerella è perché nel nostro studio della normativa italiana il discorso dei tifosi ospiti influenza molto l'accesso e questo viaggio del tifoso verso lo stadio. Non so per chi di voi è stato ad esempio allo stadio di San Siro, nel momento in cui vengono fatti entrare i tifosi ospiti a San Siro viene bloccata la circolazione attorno allo stadio, quindi diciamo che tutti i tifosi sono comunque toccati da questo momento. L'altro motivo ovviamente è un motivo di sicurezza, la passerella ci aiuta a separare questi flussi ma anche a nascondere fondamentalmente il momento dell'ingresso dei tifosi ospiti. La nostra speranza di sognatori sul mercato italiano è anche quello che un giorno si riusciranno anche a combinare le due tifoserie, quindi questa separazione continua e costante del tifoso ospite è un momento di passaggio. È una speranza, dico, perché ovviamente gli interventi che stiamo seguendo in Italia e tutti i discorsi anche con i prefetti e questori ci portano a pensare che sarà un momento abbastanza lungo, quello per arrivare a due tifoserie insieme. Però pensiamo che anche la creazione di una nuova tifoseria, cioè rivedere la tifoseria del futuro, includere famiglie, includere tutti i generi, e includere anche la possibilità di avere un'esperienza diversa sul campo, possa portarci in quella direzione. Parlo velocemente delle divisioni di quello che sono le planimetrie, perché fondamentalmente sono più tecniche che emozionali, però come sempre nella progettazione di stadi moderni quello che succede è che la maggior parte degli spazi vengono collocati nella parte ovest, che è quella che voi vedete al di sopra, con colori verdi, violetto e giallo. I gialli sono i colori che sono associati agli spazi dei giornalisti, i verdi per le squadre e i giocatori, e quelli viola sono più relativi agli spettatori. I percorsi giocatori ovviamente grazie a tutta quella che è la conformazione del Bosco dello Sport vengono fondamentalmente al piano campagna e poi si vanno a distribuire all'interno della parte ovest. Lo stesso è per quanto riguarda l'ospitalità. Lo stadio in sé è diviso, purtroppo qui ci sono delle immagini, mi hanno avvertito la regia che non si vedranno bene, ma lo stadio è diviso principalmente in due settori principali più un settore ospiti, che è quello che vedete qua in rosso. Vediamo se riusciamo a farvi vedere. Vi parlo delle immagini così ve lo posso descrivere da qui. I due settori principali sono di 8.500 e 9.000 posti, il settore ospiti è di 1.000 posti. L'idea è all'interno del catino, come potete vedere qui lo stiamo guardando dall'angolo nord-est verso la tribuna ovest. L'idea è di ricreare quest'onda lagunare, ma anche quella di avere un catino il più compatto possibile. La compattezza dei catini che noi andiamo a disegnare è direttamente proporzionale all'inclinazione del catino stesso. La normativa italiana ci consente di avere un'inclinazione fino a 41 gradi, che è molto più alta rispetto a quello che vediamo in Europa. L'inclinazione al momento si attesta sui 38 gradi all'incirca e quello che noi abbiamo notato nel nostro viaggio tra gli stati italiani è proprio questa inclinazione che dà quello spirito di emozione al tifoso all'interno dei catini all'italiana. È molto differente rispetto a quello che è la nostra esperienza, ad esempio inglese, proprio perché in Inghilterra si tende ad avere un catino più rilassato e quindi le persone sono più lontane al centro dell'azione che è il nostro campo. L'argomento principale ovviamente sempre, soprattutto stasera, sarà molto rilevante visto l'incontro con voi tifosi,
cosa succederà nel nuovo stadio e come si potrà portare quella che è l'identità del Penzo all'interno del nuovo stadio. Quella che è la nostra esperienza nella costruzione di nuovi stadi per tifoserie già presenti è che lo stadio lo fate voi, nel senso che lo stadio è la tifoseria, lo stadio è stare insieme e ricreare quel momento sempre nuovo, e questo stadio può consentire questi momenti nuovi, questi momenti di condivisione, proprio per come è stato costruito questo catino che vi ho raccontato. Un altro paio di immagini, ovviamente quello che è stato anche molto importante nella progettazione dello stadio per consentire questi eventi concerto è anche l'accesso al campo da dei tunnel laterali, quindi la possibilità di portare tutta l'attrezzatura necessaria ai concerti da questi tunnel, e fondamentalmente l'integrazione l'integrazione a 360 gradi dello stadio col contesto. Abbiamo parlato della piantumazione di più di 100.000 alberi, quello che questo stadio voleva essere era anche inserire una volumetria molto leggera, e di qui di nuovo l'utilizzo di elementi verticali di facciata molto ben spaziati e un colore, il bianco, l'argento, che possa essere, diciamo, il più pulito possibile. Un'ultima riflessione sullo stadio che vedete oggi. Per noi lo stadio effettivamente deve essere aperto 365 giorni all'anno, e quindi l'idea comunque di avere un'attività museale o delle attività di ristorazione inserite nello stadio anche in momento di non partita è un qualcosa che si sta discutendo e che sarebbe, diciamo, molto importante anche a livello della cittadinanza, tanto più che la viabilità e tutto quello che è l'infrastruttura viaria che si sta sviluppando nell'intorno del Bosco dello Sport può agevolare anche un accesso a questi spazi di quello che noi chiamiamo mobilità dolce, quindi a livello ciclabile e a livello di persone che comunque vogliono visitare la laguna in maniera alternativa. Grazie a tutti. Allora, se il compito di trasferire il calore che adesso abbiamo al Penzo nel nuovo stadio è quello dei tifosi, a questo punto dobbiamo fare intervenire Gianluca Maschera. A Gianluca voglio chiedere quali sono le aspettative, secondo lui, che ha il tifoso adesso nei confronti di questo nuovo impianto, e partendo un po' dal presupposto che è una novità il nuovo stadio della città di Venezia, perché diciamo della città di Venezia, però non è certamente una novità l'idea di fare un nuovo stadio a Venezia, e il tifoso veneziano è diventato un po' diffidente, nel senso che non è raro sentire finché non vedo non credo, perché per tantissimi anni si è parlato di un nuovo stadio, come diceva il vice sindaco, numerose sono state le proposte, però dopo sono state anche numerosi gli abbandoni. Quindi adesso che realmente ci stiamo avvicinando ad un nuovo impianto, qual è la sensazione e qual è l'immaginario del tifoso in relazione a questo nuovo stadio? Intanto penso che sia doveroso dire che parlare di opinione della tifoseria sia qualcosa di complicato, nel senso, visto la varietà della nostra tifoseria e anche i diversi sentiment che c'è. Infatti ho detto secondo te, mi sono tutelato. Vediamo questa come premessa. Allora, penso che tutti abbiano ben presente quello che è successo ieri sera a San Siro. Ascoltando le parole dei tecnici, a parte lo spettacolo di gioco, penso che tutti quanti ieri sera abbiano sentito quello che trasporta, la forza del trasporto che ha il pubblico all'interno di uno stadio. E quello che principalmente chi va allo stadio di domenica sente è la necessità di incidere all'interno di una partita di calcio. Per questo penso che l'opportunità di uno stadio nuovo sia quello di mettere il tifoso al centro. In questi giorni ho letto che più di qualcuno aveva anche criticato il fatto che fossero stati investiti fondi pubblici su questo impianto.
ma non ho memoria di impianti di grandi investimenti in Italia. Poi c'è qualcuno più esperto di me, magari può darmi più o meno conferma, dove il privato abbia fatto grandi investimenti e abbia realizzato qualcosa in Italia. In Italia, se c'è qualcosa, è stato fatto in collaborazione pubblico-privato oppure principalmente con finanziamenti pubblici. Cosa può vedere un tifoso sul fatto che vengono spesi dei soldi pubblici della comunità per un nuovo stadio? Penso che il tifoso abbia la necessità di vedere garantito quelli che sono gli spazi di socialità e di democrazia all'interno di uno stadio, perché quello che per il tifoso medio, per chi gira gli stadi d'Italia, c'è la paura di vivere uno stadio più simile a un teatro o a un cinema che a un impianto dove c'è partecipazione, dove c'è anche il giusto grado di euforia, dove c'è anche il giusto grado di coinvolgimento. Quando si paragona il calcio italiano al calcio europeo è sempre complicato, perché giustamente si diceva i modelli inglesi sono molto diversi dai nostri, ma hanno una storia anche diversa, una storia diversa di coinvolgimento del territorio. Basta pensare a quante squadre a Londra e quante squadre ha una città grande come Milano, cioè nel senso che Londra ha 7-8 squadre che giocano in Premier, Milano ne ha 2. Quindi è chiaro che confrontare gli impianti all'estero e di conseguenza il coinvolgimento dei tifosi è sempre difficile. Il percorso che deve fare l'Italia, al modo di vedere, è più simile a quello della Germania, cioè garantire alla tifoseria un coinvolgimento attivo all'interno degli stadi. Attivo vuol dire anche garantire tutto quel coinvolgimento anche di entusiasmo, di passione, e garantire quegli spazi pubblici, quegli spazi di socialità che vanno oltre lo stato sociale, che vanno oltre il puro marketing, garantirli e che restino parte costante di un territorio. Quindi penso che la vera sfida della tifoseria sarà quella un domani confrontarsi con chi avrà in gestione lo stadio, per chiedere degli spazi, per chiedere che ci sia un coinvolgimento e vengano garantiti determinati diritti che in alcuni stadi, per esempio la gestione privata, oggi è molto difficile avere. Faccio un esempio: chi è un tifoso medio teme molto l'esempio Juventus Stadium. Per un tifoso che frequenta gli stadi, quando si fa l'esempio dello stadio di Torino, è molto inquietante, perché non è quello il modello di riferimento. Può essere più simile al modello di Bergamo, può essere più simile al modello di Udine, tanto per stare in Italia. Quindi sarà forse lì la vera sfida che dovremo come cittadinanza avere, cioè con chi prenderà in gestione questo stadio, cercare di avere un rapporto di coinvolgimento e di garanzia di sviluppo. Chiudo facendo solo una premessa, un passaggio finale riguardo al Penso. Per noi, penso per chi è qui dentro e frequenta lo stadio, andarsene al Penso è oggi forse la cosa più dura da fare. Molti di noi hanno passato tantissimi anni della propria vita lì dentro, tanti di noi hanno vissuto esperienze non solo sportive ma anche sociali, e penso che come tifoseria la speranza sia quella che il Penso un domani resti ancora parte integrante del tessuto cittadino di Venezia, non venga smontato e smobilitato, si trovi una nuova funzione sempre sportiva, perché Venezia comunque nel centro storico ha necessità di questa struttura e ha necessità di garantire un pezzo importante della città. Bene, arriviamo a Cristian Celoria. Allora, Cristian Celoria oggi rappresenta un po' l'elemento di novità sulla questione e sul confronto che c'è stato sullo stadio fino adesso. Perché? Perché forse si è tralasciato di analizzare quello che è l'impatto di una nuova struttura all'interno del territorio. Abbiamo discusso in preparazione a questo evento con Cristian in più occasioni e tra l'altro ci ha offerto, diciamo, uno spaccato italiano che forse non tutti conoscono, nemmeno io conoscevo, che è un po' desolante, nel senso che in Italia rispetto a quanto succede nel resto d'Europa siamo un po' indietro.
siamo un po' indietro come concezione e come strutture sportive, ma anche come mi piaceva quella considerazione che hai fatto, che magari ti sto rubando, ma riproporrai, di percepire lo sport solamente come un hobby, ma in realtà lo sport e tutto ciò che ne consegue anche a livello di strutture hanno un impatto e un indotto che non può essere ignorato. Quindi con Christian adesso cerchiamo di capire, facendo anche un confronto con quello che sta succedendo in altri contesti italiani e europei, qual è la situazione dello sport in Italia e qual è la situazione delle infrastrutture sportive in Italia. Grazie, innanzitutto buonasera e grazie mille per l'invito. L'ultimo intervento prima del rinfresco è sempre più complicato, quindi cercherò di essere sintetico. Allora, esattamente partendo da quello che dicevi, spesso per capire quanto sono importanti le infrastrutture sportive è necessario partire da quanto è importante lo sport, perché le infrastrutture poi sono il luogo dove lo sport viene fatto, ma viene anche visto, vissuto e apprezzato. Lo sport non è un'attività secondaria, non è un hobby, è a tutti gli effetti un settore economico molto importante. Negli ultimi anni ha contribuito per quasi 25 miliardi al valore aggiunto nazionale, pesa circa l'1,4% del PIL, non è sicuramente uno dei settori più importanti dal punto di vista economico, ma ha un peso molto significativo e soprattutto è molto importante perché coinvolge tantissime persone. Gli italiani che sono in qualche modo tesserati, quindi che praticano lo sport a livello agonistico, che comunque sono praticanti, sono oltre 13 milioni e sono oltre 16 milioni, con un dato che nel corso degli anni è in costante aumento, le persone che praticano sport con regolarità. Come tutti gli altri settori importanti per l'economia nazionale, anche lo sport è stato oggetto in questi anni e soprattutto negli ultimi anni, e lo è ancora con interventi molto importanti che vedremo in seguito, oggetto di normative. Una normativa molto significativa è stata varata nel luglio del 2023, che è la riforma dello sport, che va a creare tutta una serie di attività e nuove figure sportive. È un settore infatti che occupa oltre 400.000 persone a livello nazionale e poi ci sono oltre 112.000 associazioni sportive, dilettantistiche, a livello di volontariato, che rappresentano la linfa vitale dello sport che tutti noi viviamo. Se passiamo dallo sport alle infrastrutture, il panorama che ci si presenta non è dei più incoraggianti, almeno a livello storico. Ci sono circa 77.000 strutture censite a livello nazionale da Sport e Salute, con una prevalenza al nord, più della metà sono al nord, circa il 22% al centro e il 26% sulle isole, e la maggior parte, quasi il 44% di queste strutture è stata costruita tra gli anni 70 e gli anni 80. Essendo oggi nel 2025, questo significa che l'età media è molto alta e questo porta con sé tutta una serie di problematiche legate a elevati costi di manutenzione, sono strutture molto inefficienti, in alcuni casi sono strutture che non sono funzionanti, l'8% non funziona, e oltre il 20% non è accessibile a persone con disabilità. Un elemento strutturale del panorama delle infrastrutture è la componente pubblica. Il 70% di queste 77.000 strutture è di proprietà pubblica. Questa percentuale, come vedevamo poi nelle slide proiettate prima, aumenta all'aumentare della dimensione, significa che strutture molto grandi sono quasi completamente di proprietà pubblica. E questo porta con sé una serie di implicazioni, molte delle quali le abbiamo già discusse prima. È un settore però che sta attirando sempre più investimenti. Nel 2023 ha attivato quasi 1 miliardo di progetti in crescita, in forte crescita,
con una crescita anche maggiore rispetto ad altre infrastrutture legate alla mobilità, strade, probabilmente perché il punto di partenza, come vi raccontavo prima, era molto peggiore rispetto ad altre infrastrutture. L'aspetto meno positivo è che la dimensione media di questi investimenti è abbastanza piccola, ossia il 90% di questi investimenti ha una dimensione media intorno ai 500.000 euro, e questo è legato al fatto che sono spesso attivate da piccole società, da piccole imprese o dai comuni. Anche qui c'è una forte disparità a livello geografico. Molti di questi investimenti vengono attivati al nord, il sud raccoglie solo il 26% di questi investimenti e paga la maggiore difficoltà di accesso al credito da una parte e una minore capacità di gestione anche degli investimenti stessi. Quindi c'è una forte disparità che poi va ad impattare anche su quali sono gli impatti. Lo vedevamo prima, le infrastrutture sportive spesso vengono chiamate infrastrutture sociali ormai, perché non viene più vista la costruzione della singola arena o del singolo stadio, ma viene visto e viene cercato un progetto di rigenerazione, di riqualificazione urbana, di costruzione di un'infrastruttura all'interno di un panorama più ampio. E il progetto di Venezia è l'esempio, secondo me, più bello di questa completezza. Gli impatti che possono essere generati dall'infrastruttura sono tanti, sono impatti che partono dalla fase di costruzione e riqualificazione, perché ricordiamo, in alcuni casi, nei pochi casi che adesso vedremo di nuove strutture, nuovi stadi in Italia, che sono 6, lo spoilerò, 3 sono stati costruiti ex novo, 3 sono stati rifunzionalizzati. E in tutti questi casi, già nella fase in cui si comincia a costruire, si attiva tutta la catena di fornitura, quindi si attiva lavoro, si attiva produzione, si è in grado di attrarre investimenti, e anche questi investimenti spesso vanno a coinvolgere soggetti naturalmente pubblici, in parte privati. Questo genera un gettito fiscale, quindi su tutte quelli che sono i redditi di impresa e di lavoro viene generata fiscalità e quindi ulteriori incassi per le amministrazioni pubbliche. Una volta che la struttura è costruita, lo abbiamo toccato un po' all'inizio, uno degli impatti è anche legato alla crescita delle competenze delle persone, perché poi servono società in grado di gestire queste strutture al meglio, valorizzarle, venderle sul mercato, quindi c'è un impatto anche sulla formazione e sulla crescita delle competenze. Come dicevo all'inizio, uno degli impatti più grandi è proprio legato alla riqualificazione di tutta l'area in cui un'infrastruttura cresce, a partire dall'accessibilità, a partire dai collegamenti, dalle strade, da tutti i servizi. Queste strutture sono strutture, anche qui l'abbiamo già anticipato, molto versatili, che devono essere occupate il più possibile, quindi non solo con eventi sportivi, e diventano anche un elemento di attrazione turistica. E infine uno degli elementi sicuramente più importanti è l'impatto ambientale. Come ogni infrastruttura non ha un impatto zero, perché vado a costruire un qualcosa che probabilmente prima va già c'era, però diventa un'infrastruttura moderna, un'infrastruttura altamente efficiente dal punto di vista ambientale, sia dal momento in cui viene costruito, cioè i materiali, i processi che vengono utilizzati, ma soprattutto poi anche nella fase di gestione, è molto più efficiente, consuma meno, ci sono tanti altri meccanismi di ricircolo dell'acqua, piuttosto che di gestione dei rifiuti molto più efficienti. Quindi tutte le infrastrutture moderne hanno un impatto ambientale estremamente migliore rispetto al passato. La sintesi di tutti questi impatti è quello che normalmente chiamiamo impatto sociale, quindi quello che è l'impatto sulla comunità, sul territorio. L'Istituto per il Credito Sportivo Culturale, che è il veicolo che finanzia moltissimi progetti, ha misurato in un arco temporale di circa 1 anno e mezzo, da marzo 23 a novembre 24, oltre 900 progetti finanziati. In tutti i finanziamenti ormai che atterrano su progetti di questo tipo ci sono metriche di valutazione legate anche al ritorno economico, in particolare al ritorno economico dal punto di vista sociale, quello che qui vedete rappresentato come SROI.
Quello che è stato calcolato per questi oltre 900 progetti è un moltiplicatore a livello sociale pari a 4,5. Significa che questi 900 progetti portano con loro circa 1,7 miliardi di costi. L'impatto sociale che è stato stimato è di circa 7,8 miliardi. Questo indicatore è tanto maggiore quanto più piccola è la dimensione dell'infrastruttura sportiva. Questo perché su infrastrutture piccole sono tipicamente infrastrutture dei comuni, dei piccoli paesi, molto utilizzate dalla comunità, quindi i benefici sociali sono ancora maggiori. Questo moltiplicatore è maggiore anche nel momento in cui queste infrastrutture vengono fatte in aree più svantaggiate, come possono essere ad esempio il sud. Quindi la misurazione degli impatti, dell'impatto sociale, ormai sono delle metriche richieste e necessarie in qualsiasi forma di investimento, soprattutto quello sportivo. Investimenti di questo tipo, anche qui lo si diceva prima e sono assolutamente d'accordo, non sono semplici, ci sono tante sfide da affrontare. La prima è indubbiamente il fatto che strutture vecchie sono strutture inefficienti dal punto di vista energetico, che consumano tanto, sono, come dicevo prima, difficili da mantenere. Una stima fatta da Sport e Salute dimensiona in circa 3 miliardi di euro il costo necessario per rifunzionalizzare dal punto di vista energetico tutte le infrastrutture italiane. Ci sono poi una serie di altri elementi da tenere in considerazione, uno di questi è l'inflazione, sta un po' scendendo, non è comunque bassissima, nel corso degli ultimi anni ha generato delle pressioni a rialzo sui costi importanti che sono stimate normalmente su circa il 30%, quindi molti in realtà investimenti nel corso degli ultimi anni hanno visto un fisiologico inevitabile incremento di costi legati all'inflazione. Un altro elemento da cui non ci si può sottrarre sono i tassi di interesse, anche questi hanno reso nel corso degli ultimi anni più oneroso il ricorso ai finanziamenti, in alcuni casi rallentando gli investimenti stessi. C'è poi un quarto fattore, che è il fattore climatico, che incide soprattutto su infrastrutture sportive legate agli sport invernali, pensiamo alla montagna, dove l'impatto climatico sta proprio cambiando le dinamiche con cui alcuni investimenti che prima avevano senso cominciano a essere valutati in modo differente. Se dalle infrastrutture sportive ci focalizziamo sugli stadi, che sicuramente sono quelli un po' più iconici, la situazione non cambia. Come vedete, solo l'1% dei progetti infrastrutturali di grandi dimensioni raccolgono investimenti importanti. Questo si riflette sul livello di obsolescenza degli stadi. L'età media degli stadi italiani tra Serie A e Serie B supera i 60 anni contro un'età media di altri paesi che gira intorno alla metà. Sulla tabella di destra vedete il numero di nuovi stadi con la suddivisione tra ricostruzione e ristrutturazione. Noi siamo il fanalino di coda con, negli ultimi circa 15 anni, dal 2007 al 2024, 6 nuovi stadi. L'anno scorso erano 5, si è aggiunto Bergamo ed è stato completato, dovrebbero aggiungersene altri, poi ci arriviamo. Ci sono paesi come la Polonia, la Turchia che hanno investito tantissimo, altri che hanno investito perché hanno voluto e potuto ospitare grandi eventi come gli europei, i mondiali, però vedete che le numeriche sono estremamente diversi, alcuni sono sopra i 30, molti sono sopra i 10. Questo livello di obsolescenza ha un impatto diretto sulla competitività del nostro sistema sportivo, siamo in grado di attrarre meno eventi, come si diceva prima, il fatto di avere un nuovo stadio in grado di attirare, poter ospitare eventi di livello internazionale è assolutamente necessario per arene e infrastrutture moderne. Quelle che oggi abbiamo incidono sul tasso di riempimento, che è un elemento molto importante per qualsiasi infrastruttura.
quello degli stadi italiani intorno al 60%, quello delle arene moderne raggiunge spesso il 95%, perché l'obiettivo è avere stadi pieni e riempiti di contenuti sempre diversi. Come vi raccontavo prima, ci sono stati negli ultimi anni 6 interventi, che sono quelli che vedete rappresentati qui, tutti caratterizzati da un impatto ambientale molto importante in termini positivi, tutti raccolgono delle efficienze dal punto di vista energetico molto significative, ed è, come si raccontava anche prima, una strada ormai necessaria. Questi nuovi stadi hanno nel concreto mostrato un miglioramento di tutti i parametri che normalmente vengono misurati all'interno di uno stadio. Ce ne sono tantissimi, qua ne riportiamo alcuni, però i miglioramenti sono legati ai servizi che vengono dati ai tifosi a tutti i livelli, quindi ai posti premium, alle aree hospitality, ma anche ai posti tradizionali. C'è un miglioramento nei livelli di sicurezza con un maggior numero di telecamere, un maggior controllo, ci sono miglioramenti legati all'accessibilità, c'è un numero di posti per disabili molto maggiore e una maggiore facilità di accesso anche per persone con disabilità. Quindi nuove infrastrutture moderne migliorano l'esperienza, come si raccontava prima, di tutti i tifosi, e questo è estremamente importante per i tifosi, ma è estremamente importante anche per le società che gestiscono le infrastrutture e anche per le società che hanno la proprietà delle infrastrutture e le danno magari in gestione a dei privati. Questi miglioramenti sono in linea con tutti i benchmark che ci sono a livello internazionale. Prima abbiamo visto le numeriche. Nella colonna finale vedete come in tutte le infrastrutture moderne c'è stato un aumento dell'affluenza media molto molto importante, quindi nuove infrastrutture incentivano i tifosi, gli spettatori a vivere maggiormente lo stadio in tutte le sue forme. Guardando al futuro, la fotografia sembra decisamente migliore. In questa particolare classifica dei progetti che vediamo sul futuro di nuovi stadi, l'Italia è seconda solamente all'Inghilterra. Sono previsti per ora sulla carta, questo è un tema di cui si parla spesso, 31 progetti per un valore complessivo di circa 5 miliardi. È notizia però di queste settimane, vediamo se poi si realizzerà. Il ministro Abodi ha dichiarato che a breve verrà nominato un commissario per lo sport per semplificare e sbloccare tutta una serie di finanziamenti, proprio perché da una parte in virtù della proprietà pubblica che come abbiamo visto è molto importante, e soprattutto degli iter e delle normative che richiedono tutta una serie di passaggi, è assolutamente necessaria una semplificazione. Quindi questa fotografia che di anno in anno noi, questo viene da un report che aggiorniamo ogni anno con la FIGC, proiettiamo, quest'anno dovrebbe essere, speriamo, un po' più realistica sul fatto che possano atterrare in progetti veri. Lo abbiamo già raccontato, il progetto del nuovo stadio di Venezia credo rispetti tutte queste caratteristiche. Le nuove arene, i nuovi stadi devono avere un identikit ormai molto ben definito, devono essere assolutamente integrati col tessuto urbano, quindi non esisterà probabilmente più semplicemente la costruzione di un palazzetto, di uno stadio, ma la rigenerazione urbana di un territorio. Devono essere strutture versatili, in grado di ospitare sport, concerti, musei, eventi culturali. Sono strutture tecnologicamente molto avanzate, e questo si ricollega ai temi di sicurezza di cui parlavo prima, ma si collega anche a tutta una serie di nuovi servizi che possono essere dati ai tifosi che vivono lo sport, ma anche a privati, sponsor che possono beneficiare di tutta questa serie di servizi e di dati con cui noi quotidianamente ormai viviamo. Infrastrutture sostenibili, quindi continua a tornare questa parola che però è estremamente importante. Ci sono tanti casi differenti, sicuramente l'Inghilterra è
forse la più avanzata, e nonostante questo ha tanti altri progetti, l'abbiamo visto prima, di nuovi stadi. Cito quello del Tottenham, che è stato inaugurato nel 2020, è un investimento molto significativo, è uno stadio in grado di ospitare tantissime tipologie di sport, ma anche di eventi di vario genere. È uno stadio che ha consentito al Tottenham di diventare l'8ª società in Europa per fatturato e la 4ª per ricavi da ticketing, nonostante appunto in Inghilterra ci siano squadre molto più famose, molto più titolate e vincenti. La cosa però che mi preme di più sottolineare è l'ultimo pezzo, in cui si è misurato il valore che è stato prodotto per i quartieri circostanti. Il valore è sostanzialmente triplicato rispetto allo stadio precedente. Dai 120 milioni di euro prodotti sull'area si è passati a circa 344, e l'obiettivo e la proiezione è di salire ulteriormente, quindi si genera valore su tutto il territorio circostante, e significa non solo valore sociale per chi vive quelle infrastrutture, quel verde, ma anche valore economico per chi ha delle attività, e si sostengono posti di lavoro non solo nella fase di costruzione, ma anche nella fase di gestione della struttura e di tutte le attività produttive, ricettive, di ristorazione che poi nascono e fioriscono intorno all'infrastruttura sportiva. Un secondo esempio è uno studio in realtà sulla riqualificazione dell'Old Trafford. L'aspetto interessante di questo studio fatto da Oxford è che il focus è sempre meno sullo stadio in sé e sempre più sui benefici che vengono generati sull'area circostante. Quindi spesso probabilmente abbiamo sentito parlare in Italia sul fatto che il grande evento diventa un motore per fare investimenti, per riqualificare le infrastrutture. Gli stadi, le infrastrutture sportive stanno diventando sempre più uno strumento di riqualificazione dei territori, e questo è un elemento fondamentale. E in questa riqualificazione, vi raccontavo prima, si parla di cose molto concrete, strade, servizi, ma si parla anche di sviluppo residenziale, riqualificazione della parte abitativa, miglioramento della qualità della vita con il verde, e poi tutta una serie appunto di trasporti, di accessibilità. Per concludere, quindi l'investimento in infrastrutture sportive è assolutamente necessario, vista la situazione di partenza. Non è un tema semplice, perché la proprietà pubblica porta con sé una serie di vincoli che devono essere assolutamente gestiti, perché ci sono dei procedimenti, dei processi da cui non si può prescindere e che dovranno essere, si spera, il prima possibile semplificati. La collaborazione pubblico-privato, che è un modello sempre più diffuso, ha comunque una governance non semplice, e quindi è spesso necessario da parte dell'amministrazione pubblica, obiettivo non semplice, anche riuscire a coniugare le esigenze di privati, non solo nella fase di costruzione, anche proprio nella fase di gestione, in modo che ci siano dei progetti che siano vincenti per entrambe le parti. Sono investimenti importanti, la stima è intorno ai 5-8 mila euro per posto a sedere, quindi lo abbiamo visto prima, vale per il Venezia, ma vale per tutti gli altri stadi. Sono investimenti significativi che però, se gestiti nel modo corretto, possono diventare interessanti anche per privati, sia nella fase di gestione che nella fase di costruzione. L'ultimo punto, che è quello altrettanto importante: queste strutture, una volta costruite, devono essere gestite in modo efficiente, devono essere vendute sul mercato, devono essere valorizzate e devono essere riempite il più possibile. Quindi è sicuramente una sfida molto complessa, ma altrettanto affascinante, proprio perché gli impatti possono essere notevoli. Grazie. Quindi, Cristian, mi sembra di capire che l'investimento ne vale la pena, e anche se stiamo parlando comunque di cifre importanti, è, diciamo, garantito un ritorno in termini
sia economici sia anche in termini occupazionali, che sono altrettanto importanti, e anche in termini fiscali. Sarebbe interessante magari un giorno avere anche un quadro più dettagliato su quello che accadrà a Venezia col nuovo stadio, ma magari ci arriveremo. Se il Presidente ne organizza un altro di evento, magari andremo un po' più nel dettaglio. Ecco, abbiamo concluso. Io credo ci sia lo spazio per alcune domande che sono già state raccolte e che passo la palla a Manuel, che non